5.200 nomi in meno, all'appello un esercito di azionisti e soci sui quali fare luce per capire come e quando sarebbero stati liquidati dagli ex vertici di Veneto Banca. Un vero e proprio giallo, un retroscena che emerge dalle carte di chi è in possesso dei documenti più importanti sulla vecchia gestione dell'Istituto di Montebelluna, ovvero l'associazione Ezzelino Daunara, promotrice del progetto penale di Rodolfo Bettiol e Loris Mazzon, per consentire ai risparmiatori, indipendentemente dalla data di acquisto delle azioni, di veder risarcito il danno patito. Gli atti, 80.000 pagine della Procura di Roma, più si scava a fondo più emergono risvolti incredibili, un super lavoro di controllo dei documenti proseguito senza sosta anche in questi giorni di festività e che ha portato a scoprire numerosi retroscena come l'ultimo. Da un primo controllo sembrerebbero spariti 5.200 soci, adesso è da verificare. Naturalmente con le carte in mano si può spuntare a uno, quindi diciamo che Bettiol e Mazzon e lo staff sta lavorando per spuntare ogni singolo socio mancante per fare riapparire eventuali fantasmi. Ma è solo una delle tessere del puzzle, la verità sul caso Veneto Banca parla anche d'altro. Questi atti, che sono in sostanza anche probatori, dicono che le responsabilità sono sicuramente diciamo, di parte degli ex vertici della banca, ma ci sono anche professionisti, avvocati, industriali, associazioni di categoria, politici, c'è un po' di tutto. Un vaso di Pandora ancora tutto da scoperchiare, mentre la battaglia per chi non ha ceduto alle transazioni è appena iniziata. Con l'eventuale condanna di aggiotaggio, ma comunque con le prove che cominciano a venire in mano, si può chiedere il danno che è il risarcimento del risparmio perduto.